Ed eccoci, tornati in onda e torniamo in onda con una cosa che io ho scoperto oggi. Voi magari direte, ah, ma io la sapevo già, io l'ho scoperta oggi. Ad esempio, questo qui è un messaggio che io vi voglio fare, ma che riguarda quei fortunati che aprendo il proprio portafoglio trovano una banconota da 100 euro. Quindi già lì, nel senso, restringo il campo, però a qualcuno di voi sarà capitato di averle, di averne una volta nella vita. Beh, la notizia che vi voglio dare è che quella banconota lì è falsa. Eh sì, perché chi ha stampato quella banconota lì ha furbescamente evitato di dirci che ha speso solo 30 centesimi di euro per produrla e che poi l'ha affittata allo Stato per 100 euro, che è il valore, più il 2,5% di interesse. Quindi il 100 scritto negli angoli, quello lì è solo il valore nominale, ho scoperto, oppure valore di facciata. Il costo di produzione, carta, inchiostro, manodopera, distribuzione, si chiama invece valore intrinseco. Ecco, se noi facciamo la differenza tra i due valori, quindi valore nominale e valore intrinseco, questa roba qui si chiama signoraggio. Allora, se noi facciamo due conti, dovrebbe venire quella roba qui. In matematica non sono forte, però l'ho capita così: 100 più 2,5% di interesse meno 30 centesimi, che è il costo di produzione, viene fuori 102,2. Quindi la Banca Centrale Europea guadagna 102,2 € per ogni banconota che stampa. Va bene, magari non ve ne frega niente, perché voi dite io ho lavorato, mi sono guadagnato questo pezzo di carta verde qui e tu mi stai a rompere le balle, però intanto io con questo pezzo di carta di verde qui posso spendere 100. Sì, puoi spendere 100, ma hai mai pensato che lo Stato deve restituire queste banconote? Eh sì, deve restituirle. Per quello paghiamo le tasse per restituire questa banconota al legittimo proprietario, la BCE, la Banca Italia SPA, addirittura la Federal Reserve. Abbiamo visto i giochi che ci sono sulla finanza, che sono tutte banche private. Esatto, esatto, esatto. Quindi questa è la storia del vostro 100 euro, che a questo punto non è più l'amico che pensavate, ma è uno dei due nemici che avete nel portafoglio. Il secondo nemico è la carta d'identità. La potete riconoscere dalla dicitura Repubblica Italiana e da quel colorino così smagrottino. Ognuno la tiene, chi meglio chi peggio. Io ho un brandello di identità, lo apro così che non lo dobbiate fare voi. Sulla destra conoscete bene quella faccia con quell'espressione tipicamente interrogativa che c'è sulle carte di identità, e sulla sinistra tutto quello che allo Stato italiano frega di voi, quindi nome e cognome, la data di nascita, una volta serviva anche quella perché vi richiamavano a fare il militare, la cittadinanza, quella che decidono loro, la residenza, così vi raggiungono con le cartelle esattoriali, poi lo stato civile, la professione, in modo tale che abbiamo ben capito dove siamo tutti incasellati, e poi vabbè, giusto per ricordare, la statura, i capelli e gli occhi. Mai, mai che abbia visto una carta d'identità in cui c'è scritto quanto il possessore di questo pezzetto di carta paga di tasse all'anno. Sono sicuro che se ci fosse scritto, quando vi ferma la stradale, magari vi guarda in modo diverso. Tu che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato
è ovviamente Matteo Salvini, il signor preferenze, non solo delle liste della Lega, dove raccoglie così nord-occidentale 223.000, nord-orientale 108.000, Italia centrale 32.000, Italia meridionale 12.000 e rotti, Italia insulare 10.000. Non solo, dicevo, all'interno delle liste della Lega, di cui è segretario, che poteva essere immaginabile, ma è addirittura il più votato, il secondo, scusate, più votato dal punto di vista nazionale. Se escludiamo Giorgia Meloni, che ha preso più preferenze, ma la sua lista non è entrata nell'Europarlamento, davanti a Matteo Salvini c'è soltanto per il Partito Democratico, candidata nell'Italia centrale, Simona Bonafè, che ha preso qualche preferenza in più, e quindi certamente un grande trascinatore anche dal punto di vista delle preferenze. Seguono, come forse ben sapete, nell'Italia nord-occidentale come collegio, seguono Matteo Salvini, Buonanno Gianluca, Ciocca Angelo, Bruzzone Francesco e Sertori Massimo. Nell'Italia nord-orientale invece Salvini primo, poi Tosi, Flavio, Bizzotto e Fontana Lorenzo, poi Scotta Giancarlo. Nell'Italia centrale Salvini è seguito da Borghezio con 5.837 preferenze, e questo è un po' il dato che alla fine è diventato trasformato, con tutti i calcoli che ci sono nelle circoscrizioni percentuali, robe in cui io, perdonatemi ma mi perdo, ma alla fine sono diventati 5 seggi parlamentari nell'Europarlamento di Bruxelles di Strasburgo, scusate, per la Lega Nord. E interessante anche notare come è cambiata la mappa del voto leghista, e andare a vedere regione per regione. La Valle d'Aosta, ad esempio, un 6,8%, il Piemonte, che doveva essere insomma una debacle per le 1000 ragioni di cui abbiamo dato atto qua a Radio Padania, insomma tutta la vicenda legata alla regione, il ricorsi, mica ricorsi, scandali, attacchi mediatici. La Lega Nord cresce e va al 7,64%, 5,5% in Liguria, 14% 61 in Lombardia, Trentino 7,5, Veneto 15,20, Friuli Venezia Giulia 9,30, Emilia Romagna 5%, Toscana 2,5, Marche 2,69, Umbria 2,51, Lazio 1,59, Abruzzo 1,49, Molise 1, e poi a scendere fino alla Sardegna, dove abbiamo un altro 1,39. Sicuramente una mappa del voto in parte inedita, che ha diciamo contribuito a creare questo 6,2%, ed è sicuramente un punto di partenza di un nuovo corso della Lega che si è diciamo celebrato con il risultato di domenica, e non c'è probabilmente che migliorare, anche alla luce di quello che ci ha detto ieri, non diciamo una persona così, non un esponente ufficiale del movimento, ma il direttore scientifico di SVG, che ci ha raccontato come la frattura nuova sia quella tra le elite e i popoli, tra coloro che sono garantiti e coloro che garantiti non sono, e di come la parte che si sente garantita, le elite, hanno trovato in Matteo Renzi un interlocutore affidabile per le 1000 ragioni che potete immaginare, mentre la parte del popolo in questo momento sta cercando degli interlocutori che vadano oltre la rabbia, che vadano oltre quella che è diciamo la pulsione del tutti a casa, e forse incomincia a trovare questo tipo di interlocutore nella Lega Nord. Non c'è un peso elettorale ancora sufficiente, purtroppo, per cambiare l'inno dell'Unione Europea, perché dovete sapere che Matteo Salvini, intervistato dal direttore della Padania, Aurora Lussana, aveva proposto una canzone al posto dell'inno alla gioia, che di gioia in questo momento ce n'è veramente poca, come inno della sua Europa, e la canzone è questa qua.
E il peso elettorale della Lega adesso non è sufficiente ancora per cambiare l'inno dell'Unione Europea dall'inno alla gioia a liberi liberi, però insomma ci si può lavorare, incominciamo a farla sentire anche alla Le Pen, a Wilders e a tutti gli altri, diamogli la traduzione, incominciamo a fare questo lavoro politico importante e chi lo sa, forse sarà davvero l'inno dell'Unione Europea. Sarebbe contento Vasco Rossi perché di diritti ci guadagnerebbe e come, però lasciamo perdere queste che sono un po' cose che lasciano il tempo che trovano, anche se la simbologia è importante, e torniamo invece sul voto della Lega, un voto che certamente segna una pagina nuova per il nostro movimento e lo commentiamo come ogni martedì con il governatore della Lombardia Roberto Maroni, nonché ex segretario federale. Ciao Roberto! Ciao, buongiorno a tutti. Allora Roberto, questo risultato, questo 6,2 ma soprattutto questo 1.600.000 voti, addirittura un incremento di voti reali, di voti numerici, come lo vedi tu? Beh, lo vedo molto positivamente, nonostante il calo della partecipazione che di solito penalizza e ci penalizza. Siamo stati l'unica formazione politica, l'unico movimento assieme al PD ad aumentare i voti, e questo per una serie di motivi: la campagna elettorale fatta dai militanti, l'energia straordinaria messa da Matteo Salvini, il lavoro fatto da me e da Zaia in particolare nelle nostre regioni, soluzione di problemi, la concretezza dei nostri sindaci, ma soprattutto la differenza fondamentale è che noi abbiamo delle idee, dei progetti, un programma di rinnovamento anche delle istituzioni europee, la battaglia sull'euro. Nessun altro partito ha detto le cose così chiaramente e sono stati penalizzati. Una doppia soddisfazione, tripla anzi per me, perché non era facile e ce l'abbiamo fatta. Una soddisfazione anche perché il bravissimo Matteo Salvini, ricorderete che è stato sottoscritto a decidere l'anno scorso di anticipare il congresso al 15 di dicembre, proprio perché io volevo che ci fosse in questa campagna elettorale un segretario con grande energia, giovane. Immaginavo che sarebbe stata una battaglia dura, basata anche sulla capacità delle forze politiche di rinnovarsi. Noi l'abbiamo fatto e quindi mi attribuisco anche un po' di merito, diciamo così, indiretto, perché ho voluto fortemente questo rinnovamento ed è stata la scelta giusta. Non è stata facile, ma è stata la scelta giusta. A noi lo confermiamo. Il terzo motivo di soddisfazione, diciamo, aver letto in queste settimane tutti i gufi, i gufacci, no? I grandi fenomeni del giornalismo o degli studiosi così che davano la Lega per morta, vedere la faccia che hanno fatto quando sono usciti i risultati, non apprezzo, è una cosa che non apprezzo. Guarda, infatti proprio ieri abbiamo conferito qua a Radio Padania il gufo d'oro ad Andrea Scanzi, che ad aprile aveva detto la Lega non ce la farà, ormai è morta nonostante tutti gli sforzi, quindi anche qua ci siamo presi qualche soddisfazione da questo punto di vista. Beh, certamente è stata una cosa, oltre che veramente, diciamo, armoniosa il passaggio tra Maroni e Salvini durante un congresso che non è stato un congresso di scissioni, non è stato un congresso di divisioni come spesso succede negli altri movimenti, e questo è un dato unico che rende assolutamente merito a te e alla dirigenza della Lega, che ha avuto l'intelligenza di capire che ognuno doveva mettersi in un ruolo preciso, perché tutto non si poteva e non si riusciva anche a fare, no? E poi la scelta di Salvini certamente ha premiato. Primo, tutti noi vogliamo bene alla Lega, amiamo la Lega, siamo preoccupati quando le cose non vanno bene, quando si litiga così, ma siamo tutti impegnati a trovare le soluzioni. Io non ho avuto altro merito che quello di capire che era il momento di fare questa operazione, e l'ho fatta, e passando poi attraverso le primarie, perché ho voluto per la prima volta dare la voce ai militanti. Salvini ha avuto l'incoronazione dei militanti, ha fatto un bellissimo intervento al congresso del 15 di dicembre e lì si è capito che quella era la svolta che ci voleva. Sono abituato a questi gufi che ci sono in giro, che non sono
obiettivi nelle loro valutazioni, è gente che ci vuole male, è gente che non sopporta la Lega, è gente che se potesse ci scioglierebbe nell'acido, metaforicamente parlando, e ci siamo abituati, sono abituato da tanti anni, non mi impressionano e non mi preoccupano perché conosco bene la Lega. In questa campagna elettorale che ho fatto anch'io con grande intensità, girando tutte le regioni, ho visto tutti i militanti rimotivati, ho visto tanti dei nostri con voglia di fare e i risultati si vedono, ma anche nelle amministrative, nonostante i giornali scrivano che il PD ha trionfato ovunque, non è proprio così. In Lombardia, per esempio, su 92 sindaci che avevamo, 85 li abbiamo riconfermati e 7 sono a ballottaggio, che fa proprio 92, quindi abbiamo altro che tenuto. Abbiamo vinto anche comuni che erano tradizionalmente di sinistra. La Lega c'è, ha le radici profonde e siamo adesso noi dobbiamo essere, lo saremo, i protagonisti della nuova fase politica, perché abbiamo avuto da queste elezioni il riconoscimento di essere un movimento politico di cui la gente si fida, gli elettori del nord si fidano ancora. Ecco Roberto, da questo punto di vista ieri con Enzo Risso, quindi non proprio di SVG, non proprio un leghista doc, abbiamo fatto un'analisi del voto ed è venuto fuori che potrebbe essere davvero un anno zero della politica italiana, dove le identità tradizionali un po' sono andate e la frattura che avevamo individuato ieri, che è poi quella più vecchia del mondo ma che sta riemergendo, è quella tra le elite che sono in qualche modo garantite il Partito Democratico, che diventa sempre più un partito conservatore, mentre dall'altra parte coloro che la crisi la soffrono davvero, che stanno cercando nuovi interlocutori. In parte infatti il Movimento di Grillo perde 2 milioni di voti che vanno nell'astensione, ne perde alcune centinaia di migliaia che vanno verso la Lega, e la stessa crescita della Lega potrebbe andare in questa direzione, nel senso che chi sta soffrendo la crisi cerca degli interlocutori diversi per contrapporsi a chi questa crisi, nel bene e nel male, ne ha la responsabilità politica ed economica. Chi ha problemi cerca soluzioni, non cerca il voto di protesta, e le soluzioni che Grillo ha dato in questo anno sono state 0,0. Noi, tra mille difficoltà, risposte le abbiamo cominciate a dare. Parlo per me, ma lo stesso vale per Luca Zaia e per tutti i nostri valorosi sindaci. Noi abbiamo, per esempio, in Lombardia cancellato il ticket farmaceutico a 800.000 pensionati lombardi, abbiamo cancellato il bollo auto per chi rottama una vecchia auto inquinante e ne prende una nuova, abbiamo dato tanti soldi e sostegno economico e finanziario ai giovani in cerca di lavoro e che mettono su un'impresa, cose concrete di cui i giornali parlano poco, lo so, e mi rendo conto perché i giornali sono abituati più al gossip e al retroscena, sono più appassionati di questo che non alle cose concrete, ma sono cose concrete che abbiamo fatto, che abbiamo comunicato e che la gente ha apprezzato. Quindi in un momento di crisi in generale, ma in un momento di crisi i cittadini vogliono questo. E dopo la sfuriata di Grillo su Grillo l'anno scorso, questo è il risultato, si parla apertamente di flop, e io penso che il voto a Grillo sarà destinato nei prossimi anni a rientrare. Se Renzi terrà e non andrà al voto fino al 2018, secondo me i grillini sono destinati proprio a sparire, come ha fatto l'Italia dei Valori, come ha fatto Monti, no? Che era il grande fenomeno che doveva salvare l'Italia. Il suo movimento cosa ha preso? Lo 0, noi ci siamo, dopo 20 anni e più la Lega c'è, ha consolidato i suoi voti, ha aumentato, siamo una solida realtà. Dicevo in campagna elettorale la Lega è immortale. La Lega è immortale, i leghisti passano, ma la Lega è immortale e noi siamo e saremo i protagonisti di questa nuova fase, assolutamente sì. Ecco, oggi hai rilanciato ancora il modello della CSU.
Questa è un po' la trasmissione dell'ignoranza, quindi io ti dico che non ho ancora ben capito, ma ce ne sono di ignorantoni come me. Può essere una buona occasione oggi prendere con calma 3 minuti e spiegarci com'è il modello della CSU che tu hai in mente. È quello che funziona in Germania. In Germania ci sono tante cose che noi critichiamo, ma questo è un modello che io avevo già citato con il mio intervento al congresso del 1 luglio del 2012 che mi elesse segretario federale. E noi siamo leader, dobbiamo essere leader, la Lega nelle regioni del nord come è la CSU in Baviera. La CSU è alleata con la CDU della Merkel, ma in Baviera rappresenta anche la Merkel, la CDU. Quindi c'è quel movimento politico fortemente territoriale che governa la Baviera in nome e per conto degli alleati. Questo è il modello. Noi dobbiamo diventare egemoni. La Lega deve diventare egemone nelle regioni del nord con chiunque sia alleata e rappresentare e governare le regioni del nord. Questo è. Poi ci sarà anche una rappresentanza a Roma in Parlamento, nel Parlamento europeo, ma questa è la strada di un movimento politico fortemente legato al territorio, e il modello è quello lì, è il modello che a me piace. Io penso che ci siano le possibilità, adesso che si apre una fase nuova, che cosa succederà alle altre formazioni politiche del centrodestra dipenderà anche da noi. Noi ci siamo qui solidamente presenti con la nostra storia, con i nostri ideali, con le nostre battaglie e con i nostri militanti. Abbiamo una struttura organizzata sul territorio che nessun altro partito ha, nei partiti di centrodestra, ovunque, e questa solidità è il momento di farla valere. Governiamo Lombardia e Veneto, più di così mi pare ci siano tutte le condizioni per replicare anche qui un modello che in Germania consente a un partito fortemente territoriale come la CSU di governare la Baviera e di essere anche protagonista nella politica nazionale. Ecco Roberto, a questo proposito l'ultima domanda che riguarda i voti che la Lega ha preso al sud. Percentualmente non sono moltissimi, però numericamente sono importanti se pensiamo che si chiama Lega Nord e si presenta al sud. Addirittura poi anche percentualmente c'è un 1,39 in Sardegna che incomincia a essere significativo, un 1,5 nel Lazio, nell'Abruzzo. Tu come li interpreti e secondo te la Lega poi come può essere d'aiuto a queste persone che comunque hanno detto io non mi riconosco in niente e speriamo nella Lega, e ha chiesto aiuto alla Lega con questo voto, diciamo? È una cosa molto interessante perché il voto alla Lega in quelle regioni è in parte un voto di protesta contro chi di solito li rappresenta, ma anche non è un voto di protesta perché sennò sarebbe andato a grillo. È un voto di protesta, ma anche la condivisione di un progetto che è quello del territorio, che è quello della regione, che è quello del federalismo. La Lega è Lega Nord per l'indipendenza della Padania, ma io leggo questo consenso alla Lega come la voglia di autonomismo, di federalismo, anche di indipendenza in certe regioni, la Sardegna, la Sicilia. Bisogna che si formino, che nascano lì delle formazioni, delle persone che interpretano questa voglia di autonomismo. La Sicilia in particolare, che è terra di autonomismo, Finocchiaro Aprile, che è rimasta orfana di leader politici che interpretino questa vocazione autonomista, addirittura indipendentista della Sicilia. Io faccio sempre riferimento, noi Lombardia faremo la battaglia, la stiamo facendo per la Lombardia regione a statuto speciale, faccio sempre riferimento allo statuto della Sicilia che vorrei avere in Lombardia, perché tra le altre cose dice che il 100% delle tasse pagate dai siciliani rimane in Sicilia. È una forma statutaria di Stato indipendente, quindi lì c'è questa vocazione e noi siamo riusciti a risvegliare questo spirito. Io la leggo così: abbiamo seminato, Salvini ha avuto il coraggio di andare lì e la risposta è stata ok, noi ci siamo, noi siamo parte di questa grande battaglia per riformare le istituzioni in senso federale. Dobbiamo
occorre trovare in quelle regioni dei leader che interpretino questa vocazione, questa voglia che noi abbiamo fatto vedere fisicamente con il voto arrivato alla Lega. Ecco, questo è sicuramente l'auspicio che renderebbe poi più semplice tante cose nella politica italiana. Roberto, io ti ringrazio come al solito per il nostro appuntamento del martedì e ci sentiamo martedì prossimo perché l'attività in Regione Lombardia andrà avanti e quindi ci saranno tante altre cose ancora di cui parlare assieme. Vi ringrazio e adesso andrò a fare una cosa, vabbè, non so se dirvelo o no. Cosa vai a fare? Sì, dobbiamo festeggiare, vado a festeggiare l'Inter perché 50 anni fa, proprio oggi, vinse la sua prima Coppa dei Campioni al Prater di Vienna battendo il Real Madrid. Vado a festeggiare, ci sono i giocatori che giocarono all'epoca, quindi una cosa molto bella, come presidente della regione, non come milanista naturalmente, ma avendo fatto la stessa cosa lo scorso anno col Milan, che fu la prima squadra a vincere la Coppa dei Campioni, la faccio volentieri anche quest'anno per la seconda squadra di Milano. Va bene, allora vedi, il Malox non lo prende solo Grillo oggi, mi sa che anche tu dopo un Malox lo prendi Esatto. per tutt'altre ragioni. Grazie mille Roberto e buona festa, buona giornata. Ecco, Ciao. grazie.
po' a sfumare la Vanoni quando fa questi virtuosismi finali. Allora, domani parleremo di Europa, perché non mi sembra che l'informazione della Repubblica, del Corriere, dei principali giornali italiani stia facendo il suo dovere, dal momento che a guardare la cartina dell'Europa sta succedendo un qualcosa di particolare dopo queste elezioni europee, perché sostanzialmente abbiamo un blocco di paesi rossi e blu, che sono i due colori del partito unico dell'euro, europeista, il Partito Popolare e il Partito Socialista, e questo blocco che vede, diciamo, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, la Germania, l'Austria, la Croazia, quella è la Bulgaria, no, la Croazia un po' meno, la Bulgaria, la Romania, sono tutti paesi appunto che stanno così tutelano l'Europa più ortodossa. Poi c'è sulla destra una Russia che è abbastanza ostile in questo periodo e ha dei bei grattacapi di cui stiamo dando conto nelle trasmissioni di Radio Padania in Ucraina, mentre qualcosa si muove di ostile in maniera politica alla Germania, certamente dalle affermazioni elettorali in Gran Bretagna dell'UKIP e del Front National in Francia. Ora, io non so voi, ma questa è una cosa che ho già visto, nel senso, però non mi ricordo dove, datemi una mano. Allora, c'è l'Italia che è alleata con la Germania e con la Spagna ed è contro tipo l'Inghilterra che si allea con la Francia. Io questa roba da qualche parte l'ho già sentita. E poi c'è la Russia, che nessuno ci pensa, è lì, però dopo un po' a continuare a provocarla finisce che si arrabbia. Io l'ho già vista, l'ho già sentita questa storia da qualche parte, mi sembra rilevante parlarne, dal momento che è come un déjà vu, non lo so. Comunque vabbè, vediamo, domani faremo una puntata appunto sull'Europa, cercheremo di spiegare che cos'è l'UKIP, cercheremo di spiegare che cos'è Podemos, la lista spagnola che si è affermata rompendo e mettendo in crisi un bipolarismo che da tanto tempo invece riusciva a reggere, e quindi quello è un caso particolare di cui si dà poche notizie. Parleremo di Front National, ovviamente, parleremo appunto di questa Europa che sta ricalcando degli schemi che io da qualche parte, non mi ricordo dove, li ho già visti, però dopo mi documento e vado a dirvelo. Allora, Italia e Germania unite contro la Francia e la Gran Bretagna, la Russia di là che ha dei problemi. Io questa l'ho già sentita da qualche parte. Dove? Non mi ricordo. Vabbè, domani ve lo faccio sapere. Il Marco Pinti vi saluta per oggi. Oltre il vetro Roberto Colombo fa lo stesso. Voi salutate chi avete accanto, lo so che ce l'avete lì accanto, ma risalutatelo e abbracciatelo a nome di Radio Padania. Rimanete con noi. Tra poco il filo diretto con Alessandro Morelli e dopo il punto e basta con Pierluigi Pellegrini. Je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon